E vai col video. Faccio mezzo maialetto sardo, di quelli non buoni, forse un po' di più. Guardate che spettacolo. Vabbè, ci vediamo dopo. E la cottura continua. Bello. Oggi fa così, mia moglie ha fatto gli anni e allora gli faccio un mezzo maialino sardo. Ok, ci vediamo più tardi. Ciao. E la cottura continua, vedete che prende colore e poi si lavora proprio bene con questo barbecue. Guardate, attrezzatura, perfetto, guardate. Bello, proprio bello. Il maialino sardo, guardate con le granduelle, là. Guardate che spettacolo. Ok, vediamo dopo, dai. Va bene. Ed ecco, la continuazione, sta cominciando a prendere colore. E poi vi faccio vedere più avanti il seguito. Comunque ci sono anch'io, Va bene, dai, a dopo. Adesso il colore è sempre più intenso, guardate che spettacolo. Sì, siamo in pochi a mangiarlo, però guardate il colore, bellissimo. Ok, ci vediamo dopo. Ciao. Mamma mia, bello. Questo è, penso ancora un quarto d'ora, 20 minuti. E sono esattamente un'ora e un quarto che cuoce. Ma bello, veramente bello. Ci vediamo più tardi. Mamma mia, che bello. Sta venendo veramente bello. Proprio bello. Guardate il colore. Bellissimo. Stupendo. Ci vediamo dopo quando è cotto. E adesso siamo quasi a fine cottura. Comincia a fare brustolire il pane. Così poi glielo mettiamo sopra il mirto. Che è qui quasi pronto. Poi guardate che bello. Guardate, vedi? Ok, questa fine cottura, perfetto. Adesso lo tolgo e ce lo andiamo a mangiare. Adesso lascio il telefono a un altro, così vi faccio vedere come faccio. È buono, ok? Dai. Ok, allora, via.
tengo il girarrosto, eccolo qua. Ecco qua. Lo appoggiamo qui, prima ci metto il pane, guardate, ecco qui, poi ci metto 4 foglie di mirto, questa qua si chiama maizova in sardo, in italiano non lo so come si chiama, comunque, eccolo qua, lo appoggiamo lì, facciamo così, togliamo questo, mettiamoci un po' di mirtino sopra, questo maialetto guardate che spettacolo, ok, si prende un bel po' di gusto, sapore ed è perfetto. Ancora 3 fettine di pane e gliele aggiungo qua così, perfetto, ok? Ciao a tutti, alla prossima per il compleanno di Danila questo, ciao amore, vai!